Allora, ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti a Val San Sibio. In questo tour dei Colli Euganei vi porto anche in questo magnifico giardino. E qui subito abbiamo una delle addette all'ingresso. Ci racconti qualcosa? Sì, certo. Allora ti do qualche Sì, informazione che così esatto, autonomamente puoi visitare il giardino. esatto. Allora, il giardino risale alla seconda metà del Seicento ed è stato realizzato dai Barbarigo, una famiglia di nobili veneziani, per un voto solenne che avevano fatto circa 30 anni prima, perché rifugiandosi qua si salvarono dalla peste. Il progetto è di Luigi Bernini, che è il fratello minore del più famoso Gian Lorenzo. L'alta simbologia del giardino invece è di Gregorio Barbarigo, figlio primogenito di Francesco Barbarigo, a quel tempo cardinale, santificato dopo la sua morte. Originariamente l'ingresso al giardino era il portale di Diana. Non so se avete visto quello col portale grande con l'acqua davanti. Si arrivava esclusivamente via acqua da Venezia. Qui davanti c'era una valle da pesca paludosa che si estendeva per circa 5 km e si arrivava esclusivamente via acqua. Fu così fino al 1850, anno in cui ci fu la bonifica, in seguito alla quale venne aperto l'ingresso dove ci troviamo in questo momento. Allora mi inizio questo giro che direi è di una curiosità immensa. Si tratta di una sorta di viaggio iniziatico, questo giardino simbolico che parte dal portale che abbiamo visto prima, il portale di Diana, dove sono raffigurate appunto Diana in alto, una figura barbuta sotto che indica la casata dei Barbarigo, la palude, quindi indica quello che di cattivo, di male c'è, e qui dentro nel giardino si inizia il viaggio iniziatico per arrivare all'illuminazione, all'elevazione. Sono sempre concetti che mi sono piaciuti e adesso vedremo man mano cosa ci riserva questa esperienza. Seguendo pedissequamente la guida, dice che sono passato dalla sala di verzure con questo tavolo in marmo e adesso andremo verso il secondo punto, uno dei posti iconici del giardino che vi farò vedere tra poco. Il labirinto è stato realizzato con simili arbusti di bosco sempreverde. Ci si arriva ancora carichi di peccati, angosce e confusi del proprio ruolo terreno. Disorientati fra alte pareti di bosco, si procede nel dubbio assillante dato da 13 trivi e quadrivi. Ci sono 7 trabocchetti come i 7 vizi capitali, 6 vicoli ciechi che rappresentano i primi 6 vizi capitali, quindi gola, lussuria, avarizia, accidia, ira ed invidia, e un loop infinito che rappresenta il settimo e più insidioso vizio capitale, la superbia. Questi errori impongono il mesto ritorno sui propri passi ed il pentimento del proprio peccato commesso. Colui che si ravvede e ritrova la giusta via raggiunge ed ascende facilmente la meta rappresentata dalla torretta centrale. Dall'alto della torretta si ha finalmente chiara la visione del quale è il proprio ruolo terreno e sempre in modo allegorico si procede verso la tappa successiva che vi farò vedere fra pochissimo. Eccoci quindi alla Grotta dell'Eremita che sicuramente prevede una, un ritiro personale per conoscersi interiormente dopo l'esperienza del labirinto. Quindi altra fortissima simbologia, la solitudine, il privarsi di qualcosa per accedere alla conoscenza, alla completezza
e probabilmente anche per non farsi condizionare. Qui si procede lungo le fontane, sicuramente simbolo di purificazione. La prima si chiama Peschiera Martinengo o dei Pesci Rossi, la seconda che andremo a vedere adesso, Fontana della Pila o della Conca. Questa a vedere la fontana di Eolo. Fontana dell'Iride dell'Arcobaleno. E questa Peschiera dei Fiumi, Bagno di Diana. Qui ci troviamo sotto Portale di Diana, l'ingresso antico, da cui arrivavano le barche da Venezia. E da qui iniziava la riserva di caccia dei Barbarigo, poi diventata la loro villa. Ovviamente le vie d'accesso e le strade richiamano il Cardo e il Decumano e ci si orienta davvero molto bene per entrare ed immergersi nell'esperienza. Questa è l'altra prospettiva delle fontane. I giochi d'acqua iniziano alle 2 di pomeriggio, in questo momento sono le 2:30. La visita guidata inizia alle 4, quindi se avete piacere di farla, secondo me è proprio il caso di approfittarne, insomma. È un vero spettacolo. Risalendo possiamo già vedere la villa, però ci passeremo anche dopo. Qui siamo all'isola dei Conigli, isola che secondo me rappresenta l'uomo, l'essere terreno, con i suoi limiti e le sue finitudini date dall'acqua
qui intorno, e potrebbe essere proprio una presa di coscienza quasi. E io un po' rivedo nei conigli il coniglio umano, veramente. Di questi tempi poi ancora di più. Comunque sono considerazioni assolutamente personali, però è molto molto forte il simbolismo di questo posto. Quella è sicuramente la fontana degli scherzi d'acqua, mentre qui ci avviciniamo alla maestosità della villa. Adesso attendete che ve la faccio vedere. Ovviamente è privata. Questa è la scalinata dei sonetti, scalea del sonetto e fontanelle delle lonze. Allora, a questa scalinata ci sono 7 gradini a rappresentare la perfezione e ci sono 2 versi in ogni gradino. I versi recitano così: curioso viator che in questa parte giungi e credi mirar vaghezze rare, quanto di bel, quanto di buon qui appare, tutto desia natura e nulla ad arte. Qui il sol splendenti raggi suoi comparte, Venere qui più bella esce dal mare, sue sembianze la luna a qui più chiare. Qui non giunge a turbar furor di Marte, Saturno quivi i parti suoi non rode. Qui Giove giova e t'ha sereno il viso. Qui vi perde Mercurio ogni sua frode. Qui non ha loco il pianto, ha sede il riso. Della corte il fulmine qui non sode. Ivi è l'inferno e quivi è il paradiso. E questo qui è il monumento al tempo, la statua di Cronos a lato, con una pietra sopra, che secondo me sta ad indicare quanto il tempo grava sulle nostre spalle. E anche quella posizione così pensante a me ricorda anche una questione di scelte. Il tempo alla fine è il nostro bene maggiore, ma deriva dalle nostre scelte. E non è che bisogna scegliere bene, ma bisogna scegliere presto. Bisogna scegliere quando è giusto sentire il momento. La scelta non va fatta a caso. Il tempo non è tiranno. Il tempo dà consigli e il tempo ti priva anche di qualcosa, ma nella privazione si può trovare quello che ci serve realmente. Qui a fine della visita
Si entra in un piccolo chioschetto alle scuderie della villa. Qui si può rifocillarsi, mangiare e bere qualcosa. Lì c'è un piccolo negozietto con dei souvenir. In ogni angolo poi ci sono panchine come questo, che sicuramente ti lasciano fermarti un attimo, sostare e contemplare ciò che ci circonda, che è veramente bello. Inutile dire anche che siamo circondati da piante secolari e rare specialmente, quindi rarità assolutamente da fermarsi a vedere perché sono veramente curiose. Oltre al giardino simbolico c'è anche un giardino botanico tutto intorno e dà ancora più spessore e rilievo a quest'opera veramente maestosa. Il nostro Veneto è una fucina di bellezze. Io vi invito tutti a venire a visitare anche questa perché merita tantissimo. Ormai in tutti i miei video dico che merita. Sì, perché ci credo e ci tengo a far vedere la mia regione, ci tengo a far conoscere cose e spero che passi sempre il messaggio che io voglio soltanto incuriosire, voglio far sì che le persone godano delle bellezze che ci circondano. Io, con tutti i miei limiti, voglio proporre questo. Quindi se mi aiutate a far crescere il canale, possiamo fare qualcosa di grande insieme. Dare alle persone curiosità, bellezza e perché no, anche semplicità. Quindi condividete anche questo video, fatelo divulgare tra gli amici e dai, adesso usciamo dal meraviglioso giardino di Val San Zibio. E qui con il portale di Diana alle mie spalle io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito a mettere i like e vi invito a fare tutte quelle cose belle che ci aggregano e creano gruppo. Iscrivetevi quindi, mettete i like, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Da Val San Zibio io vi saluto, alla prossima, ciao ciao!